c'è capitato all'improvviso così. L'occhio mio e l'occhio tuo senza manco pensare ci volete ne fa innamorare. E tinta niente tu mi hai cagnata la vita, mo vivo solo per te. Tu sei tutto per me, io sono tutto per te. Quando amore sta amore ce l'ha. Siamo la coppia più bella del mondo e mai niente ci può separare. E com'è bella te volere, tutte volte sempre più, per campare e morire in te braccia d'oia, fermarsi il tempo se lo potesse fare. E com'è bella te pensare, sento ancora la libertà, tu sei la verità camarata tia, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te dei sogni. Ogni carezza è un'emozione nuova, coppa sta bella per me. L'inte vase che dai mi fai crescere te e sto cuore ti va sempre più. Ci mancammo si stiamo lontani, non potremmo restare senza noi. E com'è bella te volere, tutte volte sempre più, per campare e morire in te braccia d'oia, fermarsi il tempo se lo potesse fare. E com'è bella te pensare, sento ancora la libertà, tu sei la verità camarata tia, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te dei sogni miei. E com'è bella te pensare, sento ancora la libertà, tu sei la verità Buonasera. camarata tia, tu sei un Buonasera miracolo Italia, della vita. buonasera mondo, buonasera Buonasera. a tutti coloro che ci stanno. Oh, già iniziano i stalatelli, vai, Anna vai. Maria Patorno. Anna Maria Patorno. Torno. Un bacio Anna Maria, e grazie, grazie per le stelle, a Rosa Stab, grazie per le stelle. Grazie a Patrizia, Stefano Rinaldi, il mio grande Un compagno. bacio al signor Stefano, a sua moglie e a tutti i suoi figli. Allora ragazzi, fatemi salutare a tutta l'Italia, a tutti i diversamente abili, ai non vedenti, a tutti gli ammalati, a tutti coloro che stanno nelle case circondariali, uomini e donne. Un bacio a tutti i dottori, medici, infermieri, un bacio a tutta la Polizia di Stato, carabinieri, guardie E penitenziario. penitenziarie. Poi un grazie a Antonio Foggia, grazie per le stelle. Un bacio Tony Mirante e tua moglie a Christian. Un bacio. Mina Marco Ricci, grazie per le stelle. Luigi Pagano, Viviano Schiavo, Mimmo Rao, Carlo Boemio, Natale Violante, Luigi Pagano, Ernesto D'Alessio, Vincenzo Chiara, Renato Ferrara. Ragazzi, io inizio a salutarvi, mi raccomando condividete perché stasera dobbiamo alzare l'audience. Patrizia Zuppa, un bacio Patrizia, un bacio a te e tutta la tua famiglia. Io i messaggi non li leggo perché altrimenti non ce la Infatti. facciamo. Maria Musumeci, un bacio. Nunzia Pascale, Stefano Rinaldi, ciao Stefanuccio, un bacio a te e a tutta la tua grande azienda del Meca Vivaio, cioè Bellissimo. Euro Vivaio, Bellissimo. che lui mette delle piante meravigliose, fa proprio dei giardini belli, e poi arriva Piero Cannata con i suoi arredamenti di resina, bambù, legno e tutto quanto. Poi ci sta una bella sorpresa Piero per Cannata. l'azienda che mi ha sponsorizzato, il mio sponsor ufficiale,
e voglio dirvi che sono arrivati ancora altri 2 sponsor ufficiali, poi vi dico chi sono: Giuliano D'Angelo, Mimmo Rao. Ragazzi, Sebastiano Sebbi, condividete la diretta. Abruzzese Salvio, Mary Fratelli Buscemi, Simona Scember, un bacio, Luigi Moresco, Antonia Matassa, Maria Loffredo, Giuseppe Bianca dal Versano, Antonio Scialò, grazie Luigi Maresco, Anna Maria Torno. Allora, Gaetano Scuderi, Salvo Racuglia. Gaspare Gonigliaro, Denny Leone, Lina Giaccio, Di Carlo, Anastasia, Stefano Rinaldi, sempre un bacio, Rosalia, Noviello Rosalia, Concetta Polito, Cira Didona, Mario Rosa Capasso, Massimo Signoriello, Marcello Tortora, Rocco Chinnici, grazie, un bacio, Gaetano Scognamiglio, Giovanni Leto, Moreno, appunto la famiglia Musona. Leto, un bacio alla famiglia Leto dello Sperone, Stefano Adelfio, Mina Marco Ricci, Francesco Madalà, Pino Morra, Natale Analiamo, Pasquale Marino, Alfredo Alessandro Coppola. Un bacio anche alla signora Cetti Leto, un bacio a Rosi e a Filippo. Grazie Carlo Boemio, grazie per le stelle. Un bacio a Maria Musumeci, un bacio a Francesco Gemito, un bacio. Un bacio. Natale Alaimo. Natale Alaimo è il Natale di Villabate. Ah sì, Natale, o soccorso stradale di Villabate, Palermo. Allora ragazzi, stasera parliamo, però mi raccomando, condividiamo e stasera mi arriva proprio a 1001 notte. Allora, pure perché mi faccio fatta la barba, guarda, infatti, mi sono sistemato stasera. Bello fresco. E allora, stasera parliamo sempre della mia storia e siamo arrivati nel 1993, che nasceva un altro disco dopo Maddalena che avete ascoltato ieri. Ieri abbiamo ascoltato Fai amore con uomo sposato, Ragazza divorziata, Soda mandata pata, Maddalena, avventurosamente quando facemmo amore, ed era un disco. Franco Capozzi, mio fratello, ciao fratello. Un bacio a Patrizia, la moglie, i figli, a tutti. A Manuela, un bacio. Ragazzi, a chi non saluto, poi dopo vi risaluto perché purtroppo siete in tanti. Ritenetevi salutati tutti e vi ringrazio che mi sopportate, mi supportate. Un saluto da Paluzzo o Zungariello, da Palermo. Allora, vi stavo dicendo, siamo arrivati al 1994 e stamattina, guardando questo, voi non lo vedete, questa rubrica, caspita, però quante canzoni che ho fatte, Moltissime, infatti. Un sacco di canzoni che io non mi rendevo conto che avevo fatto tutte queste canzoni, perché poi man mano passano gli anni e uno si dimentica, ma non perché si dimentica di quello che ha fatto, perché la vita è frenetica, no? Stamattina mi sono messo un poco a parlare con un amico e poi abbiamo parlato anche di altro. Mina Marco Ricci, grazie per le stelle. Allora, e niente, lui mi dice: Franco, ma tu hai capito quante canzoni di successo hai fatto? E non è finita qua, perché adesso siamo arrivati nel 1993 e sempre Antonio Casaburi e Franco Percopo mi hanno scritto e musicate queste canzoni che si chiamano, che stasera voi ascoltate, perché non è a richiesta il programma, sono canzoni che io mi racconto nella mia storia. E nel 1993 è uscito un disco che ci stanno delle canzoni, Lorena Diaz d'Angelo, grazie per le stelle. Stelle Telle, io dico stelle perché mi viene più bella. E allora, stelle. La canzone, in questo disco c'erano delle tracce, ci stanno delle tracce, una è I fidanzati, un'altra è Donna, un'altra Amiche per la pelle, un'altra è Casaling e un'altra Chissà perché mi sono innamorato di te. Un'altra si chiama Bella e un'altra è Agente Cacuman, per cui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canzoni in un solo disco. E per cui quando in un disco fa successo una canzone già è il top, poi quando ne fanno successo 2, quando poi 7, 8 vuol dire che il disco è una bomba. E questo disco fa parte della grande... Scusami,
Lorena Diaz d'Angelo, grazie ancora per le stelle telle. come Allora, dice grazie Franco. Lorena Diaz d'Angelo, grazie per le stelletelle, Anna Maria Pantorno. Patorno. Un bacio anche a Yolanda Cannata Allora- e a tutta la famiglia Cannata. Un bacio pure a Claudio Cangiano, però mi raccomando non scrivete questi Non scrivete messaggi così perché lunghi, infatti, così perché lunghi, è sì, assurdo, assurdo. guardate, non è Un possibile. bacio da Modena e anche un bacio ti mandano da Balestrata Palermo. Sì, e poi mando un bacio a un amico che mi ha scritto sulla mia pagina privata, cercava il mio catalogo di dischi, Salvatore, che si trova verso Ancona. Come si chiamava quel paese? Non è un po' difficile quel paese, come Sì. mai non te l'hai scritta? Non me l'ha già ricordato. E allora, tutte queste canzoni che vi faccio sentire adesso è un catalogo della Zeus Record, perché io poi da queste case discografiche io feci un contratto con la Zeus Record nel 1986-87 e da lì non mi sono più mosso, tranne l'anno scorso che ho fatto un disco con un'azienda discografica di Catania che si chiama Q-Factor, per cui tutto quello che vi elenco fino al 2019-18 è tutto Zeus Record. Nel caso che qualcuno vuole acquistare dei dischi di Franco Moreno degli anni passati, io vi do un numero di telefono della Zeus Record che voi chiamate e chiaramente loro vi fanno le spedizioni ovunque vi trovate nel mondo, perché poi l'azienda Zeus Record, diciamo, è un po' come il Vaticano, no? Nella musica napoletana, è la RCA napoletana, per cui vi manda tutto quello che volete, ok? Vincenzo Rosmarino Sì. Rosmarino da Alcamo, Ciao, un Sicilia. bacio Alcamo, un bacio pure a Corleone, Un bacio a tutta la tut- Sicilia. a tutti i picciottietti Sta siciliani. attento perché ti taglia la faccia. Aspetta, cocotieggio ti pigli. Sta attento. Enzo- A schifofoni. Allora, noi scherziamo, Manno Enza Manno, un bacio, andiamo. Andiamo avanti, un saluto che ci sta vedendo anche Stefano Patricola Ciao Stefanuccio Patricola, e un tutta la sua bacio. famiglia. A Francesco signor Toscano, ciao ha fratello. richiesto di nuovo la canzone Giulia. Sì. Se ce la facciamo la mettiamo. No, la mettiamo, La perché mettiamo? è una promessa che ho La fatto. promessa è un debito. Ho fatto alla bambina Giulia perché da ieri sera che voglio ascoltare questa canzone. Allora, ragazzi, siamo arrivati al 1993. Io direi di partire, però prima di partire fatemi salutare al presidente dell'associazione Santo Stefano di Melito, al mio grande amico Rosario Bruno, al mio grande amico Maurizio Barbieri, Stefano Patricola, Patricola, grazie per le stelletelle, che Dio te lo rende, grazie. E poi voglio salutare un attimino, allora, voglio salutare all'ospedale, dove sta? Dove andate a Il finire? civico di Palermo. Sì, aiutami, vai. Allora, e poi l'ospedale Ingrassia di Palermo e tutti gli ospedali che nel mondo che ci sono. A tutti gli ospedali nel mondo, a tutti gli infermieri, a tutti gli ammalati. E poi c'è un altro ospedale di Palermo che ti hanno mandato i saluti, l'ospedale Villa Sofia sì, civico, Villa Sofia, sì, e Ingrassia, e Ingrassia. che ci guardano. E poi adesso si sono collegati con noi tramite l'amico Paolo D'Alterio, Gianluca Morgan, si sono collegati con noi adesso in diretta. Noi stiamo trasmettendo anche tramite TV, per cui trasmettiamo dalla mia pagina ufficiale su una televisione che si chiama TV Italy, un'altra TV Io Tievo e un'altra che si chiama Ciao USA. Scusami se ti disturbo, Prego. è quel ragazzo della carrozzella di Palermo, Chi è? quello che porta i cavalli. Adesso. Qua. Buonasera Franco, da Paolo Cacaruzzelli. Ciao Paoluccio, mi auguro che a te, pure a voi con le carrozzelle vi hanno sbloccato. Nando Liguori, grazie per le stelle. Anna Maria Paternò, grazie per le stelle. E allora voglio dirvi che stanno collegati con noi anche 3 emittenti americane che trasmettono, una da New York, un'altra da Los Angeles e un'altra da New Jersey. E poi io mando un bacio a Gioacchino Di Giorgio dalla Florida. E poi un bacio alla Germania, gli emigrati che stanno là, gli italiani, che stanno in Germania, in Francia, in Inghilterra, a Marsiglia, a Liegi,
a tutti i siciliani che stanno a Liege perché ci stanno a Quintali. Moltissime, anche in America. Ok, Anche in America. Allora, c'è ragazzi, il però non mi richiedete le canzoni. Il signor Bruno che ti saluta, Sì. a te e a me. Chi è Rosario? Rosario Bruno. Allora, Luigi Di Salvatore, grazie per le stelle, Luigi, grazie. Ragazzi, condividete la diretta perché ne dobbiamo essere tanti stasera, E allora, noi partiamo, i saluti li abbiamo fatto, spero che non ci siamo dimenticati a nessuno, e chiaramente mando un saluto ai nostri sponsor ufficiali, che è l'azienda di Piero Cannata, e poi dopo c'è una sorpresa, che lo trovate. Spero che diciamo, ci sta vedendo il signor Piero Cannata. Sì, Piero, mandami un Batti messaggio. un colpo, Piero. Fammi sapere se ci stai vedendo, perché lo voglio sapere, perché per te c'è una grande sorpresa stasera, perché la regia si sta iniziando a muovere. E poi mando un bacio a un altro sponsor ufficiale che si chiama Anima e Pollo 1, che sta in via Signorelli a Giuliano, è un grande girarrosto a legna, e vi posso dire che è un pollo di serie A con patate, tutto quello che volete. E il proprietario si chiama Capozzi Stefano, e non per offendere, è mio figlio. Invece un altro è Anime e Pollo 2, che si trova a via Oasi Sacro Cuore, sarebbe a Bascia Ascese, a Giuliano, che è sempre pollo, patatine. Mi raccomando, a tutta Giuliano, andate dai miei figli, perché è prodotto veramente garantito, è innanzitutto italiano. Mi raccomando, comprate prodotti italiani. Allora, siamo pronti? Siamo pronti? Partiamo con la prima canzone. La prima canzone va dedicata per tutte innamorate e si intitola E i fidanzati. Ascoltate gli autori Casaburi Percopo. Se vi fa piacere condividete e mandatemi le stelle. Per una strada solitaria, che richiede nell'orario, che ti impressa incontro quando accade le fedine, quando per San Valentino, regala San Natale. Si incollano a telefono e si scorda di mangiare, si saziano soltanto a si parlare. E fidanzate si promettono, per tutta la vita con l'anima, e lo sanno se ti stassi. Buonasera, mister Piero Cannato. Adesso vi faccio vedere la regia che ha preparato. Ciao Francesco Toscano, un bacio. Un bacio anche a Gianni di Mondello. Un bacio a Barese. Non si volesse Un bacio a Santa Maria dell'Arco. Sto cercando di dire Paolo Conticelli, grazie per le stelle. Saranno prima vaso tra paura e ingenuità, ma fanno ambressa a sembrare. E fidanzate si promettono, per tutta la vita con l'anima, e pure sangue se restasse, si malamente se sentissero, non sanno dicere mai no. Condividete, vai, saliamo. Ciao Stefano Paticola, grande artista, e che Dio vi benedica sempre. Problemi fidanzate stanno sempre spensierate, stanno fuori la realtà. E allora, ed era i fidanzati di Casaburi Percopo. Io mando un saluto a tutta la famiglia Casaburi di Antonio e a tutta la famiglia Casaburi i Giostrai,
tutti, a tutti, 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 vi mando un bacio forte, Stefano Paticolo, un bacio. E allora, adesso dobbiamo passare a un'altra bella canzone che poi dopo devo dedicare, prima che va a dormire, alla piccola Giulia. Allora facciamo Giulia, Io così credo è che perché è presto. è meglio che ce la mettiamo perché la Pia è una bambina che mi chiede sempre questa canzone. Allora, Katia e Salvatore, grazie per quello che fate per la mia azienda. Oh, mamma mia, grazie a Giuseppe Perri. Allora, un bacio a Antonella Abate, Salvatore Paduano, Daniela Trapani, Nunzia Marco Piano, Silvana Lobianco. Ragazzi, condividete, saliamo. Fatemi vedere 1000 qua sopra, vai, che ieri sera siamo arrivati proprio alla grande. Grazie Di Mauro, grazie per le stelle. Giuseppe Perri, grazie per le stelle. Allora, Teresa Scutelli, Daniela Trapani, un bacio. Manu Denaro, Franco Moreno, sai, vabbè, non posso leggere tutti no, questi messaggi. dobbiamo salutare se non ce la facciamo. Ragazzi. Raffaele Diodato, Carmen Sofra, Stefano Patricola, Enrica Romito, eccetera, eccetera. Ok, allora, Questa va per tutta la aspetta. famiglia toscana. Allora, per la famiglia toscana e per tutti voi, anche per tutte le Giulia che stanno in ascolto, e un bacio pure a Totoro Guardi che ci sta guardando, il mio grande amico. Voglio dire soltanto, apro e chiudo parentesi, perché stamattina si parlava un po' di tutto, perché sono stato con un mio amico fuori al mio terrazzo a farci una bella chiacchierata, e questo mio amico, siamo usciti giusto un minuto e mi dice, e poi passiamo alle canzoni. Allora, si parlava e si diceva questo virus che è arrivato, questo Covid-19, perché Dio si è stancato. Voi mi dovete credere. A un certo punto non ce l'ho fatta più. Ho detto, senti, ma secondo me non è che Dio che si è stancato, è che siamo stati noi, esseri umani, che abbiamo lasciato la mano di Dio, perché Dio ci ha fatto nascere con tantissimo amore. Com'è possibile che ci vuole ammazzare tutti? No, è che noi, lasciando la mano di Dio, abbiamo dato la mano a qualche malessere che ci ha portato in un'altra direzione, in un'altra strada. E questa strada, fuori al tunnel, non abbiamo trovato la luce come vuole Dio, ma abbiamo trovato l'inferno. Per cui Dio ci ama e non ci vuole morti, forse il male ci vuole morti. Per cui diamoci una regolata, crediamo in Dio. Qualcuno dirà, ma Franco Moreno è diventato prete? No. Io sono un peccatore uguale ai peccatori che stanno in giro nel mondo. Però, se non ci affidiamo a Dio, questo nostro pianeta va a finire allo sfascio. Perché pensate che sta succedendo? Io quando sento i telegiornali e leggo i giornali, mi piange il cuore quando leggo una notizia che una persona si è suicidata, una persona ha ucciso la madre, una persona ha ucciso il figlio, perché vuol dire che ci sta il male in giro. Per cui amiamoci gli uni con gli altri e innanzitutto rispettiamo il pianeta terrestre, perché questa si chiama paradiso terrestre. Il nostro pianeta è il paradiso terrestre, è chiaro? Perciò si chiama pianeta terrestre. Amiamolo, rispettiamolo e rispettiamoci gli uni con gli altri, vogliamoci bene, e tutte le mattine vi posso dare non un consiglio, perché non sono un consigliere. Sapessimo com'è bella, la mattina quando vi svegliate vi fate un bel Padre Nostro per tutti, e poi la sera prima di andarci a coricare, se vogliamo fare un bel Padre Nostro è bene, però se qualcuno si scoccia di fare il Padre Nostro, legiteva a livello di Totò, la livella di Totò, va bene? Legiteva quella là che è importante. Chiudo la parentesi perché altrimenti diventa un prevede stasera. Mi piacerebbe pure, perché portare la parola di Dio in giro è favoloso. Però vi dico che sono un peccatore come tanti peccatori che stanno in ascolto. Allora, ragazzi, siamo a 639, saliamo. Allora vai. Partiamo con la canzone Giulia, per tutte le Giulia che stanno in perfetta sintonia. Toscano, preparami Giulia, vai, la piccolina Francesca Toscano. Giulia per voi. E incominciò così
la storia di Un bacio da queste Palermo. nuvole. Tu passeggiavi ed io mi innamorai di te. Aspetta. Tu stavi passeggiando lungo il mare. Un bacio al ristorante Villa Bianchina, un bacio a tutta Marano, Io ti a tutti i seguivo figli del mio grande amico come Bulani un Natarlo. cagnolino. Cercavo le carezze di una mano. Vedevo in te la donna del destino. Ma tu ti confondesti tra la folla. Io mi vedete perso Francesco Catugno, non devi fare la domanda al pubblico ministero, al Papa, ma non tiene pazienza, Francesco, fare siete miliardi. franco e tu. Vai, un bacio a tutti ragazzi, mi tenete salutati. Giulia, Bene, come si bene, Ernesto Viciniello, ciao, gli organizzatori del Sud, un bacio Ernesto. Sento che t'amo. Giulia, dammi i tuoi baci. Non sto cercando amore, non sto cercando mare. Cerco l'amore che tu solo mi puoi dare. Aspetto le tue labbra che dicono di sì. Pensi che può decidere sia già campao morire. Oh Giulia, come sei donna. Giulia, La canzone che stai ascoltando si chiama Giulia. Un saluto dalla Germania. Un bacio alla Germania, gli italiani. Anche al signor Simonello, prima stella. Un bacio a Nunzia Lazzarotti, grazie per le stelletelle. Un saluto alla costiera marsicana. Bella! Un bacio alla costiera amalfitana, a tutti. Ciao, che lungo È che un telegramma. È troppo lungo, caro. Ismail Dahaman. No, ma in inglese non capisco. Aspetta. Che dicono di sì. Pensi che può decidere sia già campao morire. Un bacio dall'America, un saluto Concetta Sinestro. Giulia, come si torce. Un saluto a Ravenna, Geni, Giulia, sia Domenico Sperrazzo dalla Sicilia. Un bacio a Stefano Patricola, Ciro e Liliana. Un bacio a Giuseppe Pecchia, Daniela Trapani, Luisa Nappello, Elvira Ventriglia, Toni Canciano. Ciao Toni, Agata Salvatore Viola, Ernesto Cuciniello. Come si chiama collega Cuciniello? Angela Ah, Papale. Papale. Allora, gli organizzatori del Sud sono due ragazzi che organizzano nella zona del Casertano e vi posso dire che chiunque deve fare matrimoni, feste di piazza, concerti, rivolgetevi a loro, a girare la telecamera, Si combina sempre qua, sto picciotto. rivolgetevi agli organizzatori del Sud, di Angela Papale e Ernesto Cuciniello, perché veramente sono persone serie che nel nostro ambiente, non nel nostro ambiente, in tutti gli ambienti, persone serie ce ne stanno da contare. Si salvi chi può, complice Mimmo Taurino. Jenny Amato, grazie per le stelle, grazie. Enrico Sposato, Massimo Sposito, Piero Schillaci,
Fuschi Giovanni, questa qua devi mettere. Ok, amore. Allora, Fuschi Giovanni, grazie per le stelle delle Antonio Egizio, Bernardo Giordano, Teresa Lamanna, Salvatore Campora, Marco Zazza, Giuseppe Esposito, Toni Canciana, grazie, ti voglio bene pure io, Toni. Sasi di Palma, Radio Mela racconta, Radio Mela. Radio Mela sarebbe la signora Pasqualina, mamma Pasqualina, io la racconto sempre, però non la posso raccontare tutte le sere. Mi ricordo che venivamo a San Gaetano ai tribunali e c'era una bella radiolina nell'appartamento e là c'erano tutte le fan di Franco Moreno e degli altri artisti e c'è stato pure un amico chiamato Bob, grande amico mio, Bob, e poi c'è pure Topolino, per cui un bacio a Radio Mela. Ci sta il ragazzo che si chiama Isdael Dahammin, mi scrivi in inglese, ma io non capisco l'inglese. Se mi stai dicendo delle parolacce, va bene. Se mi fai complimenti, va bene lo stesso, ma l'inglese non capisco. Allora, un bacio a Silva Angelona, Carmine Donofrio, Domenico Sperazzo, Luigi Minore, Filippo e Francesca Giuffrida. Israel, non ti capisco. Margo Zazza, grazie per le stelletelle. Gerardo Pisani, grazie. Nello Ruggiero, Jenny Amato ancora per le stelletelle, grazie assai. Ragazzi, condividete, siamo pronti. Allora, adesso voglio farvi ascoltare una canzone che si chiama Donna e questa canzone è stata scritta nel 1993 da Antonio Casaburi e musicata dal maestro Franco Percopo. Questa canzone parla di due ragazzi, perché all'epoca un 93 tenevo parecchi anni in meno, e parla di due ragazzi per la prima volta che si danno il primo bacio e poi chiaramente nasce questo grande amore. Vi prego a tutti coloro che amano la mia musica, per gli amanti della mia musica, è bello che voi ascoltate le canzoni, però sapete quanto è bello quando i fan sentono i testi delle canzoni, perché i testi sono importanti, il motivetto facile va bene, ma i testi sono belli. A volte ci stanno canzoni così belle che la gente non ha tempo di ascoltarle, per cui questa qua vi prego di ascoltarla perché si chiama Donna e parla la prima volta, va bene, è dell'uomo e della donna. Ascoltatela con attenzione e va dedicata per tutti quelli che abbiamo vissuto questo momento. Ragazzi, condividete. Ah, Pasquale Fusco, grazie, non ti preoccupare, non ci sono problemi, ti saluto sempre, un bacio al ristorante La Sorrisa, il boss delle cerimonie, a Don Antonio, a tutti. All'amica mia Patuzzo e anche a sua cugina Marianna da Palermo. Un saluto pure alla famiglia Sforza e anche a sua moglie Patrizia. Un saluto da Palermo.
Mettimi stretta. Quando sei pigliato la virginità, con mano sola. Siamo in diretta. Gianni Sacco, ma siamo in diretta. Gianni, siamo in diretta, Gianni. Giovanna Cusimano, Assunta, bello Nunzio, Giovanni Parisi, Enrico Esposito, Mimma Costa da Trapani, un bacio. Un saluto alla famiglia Barbato da Napoli. Ragazzi, condividete. Siamo arrivati, già stiamo, vediamo un pochettino, 174.000 persone che ci stanno visualizzando. Vedendo. E per cui le persone che state qua in diretta ne siete 600 quasi. Grazie per le stelletelle, Carmine Donofrio, grazie. E allora ragazzi, condividete perché dobbiamo salire a 1001 notte stasera. Pasquale Fulco, Katia, prendi il retino, Moreno è scappato. Gianni, sto in diretta, Gianni Sacco, sto in diretta, Gianni Sacco. Qualcuno Gianni glielo Sacco, dice, signor per Sacco? favore aiutatemi, chiamate Gianni Sacco, ditegli che sto in diretta, gli sto mandando i saluti, non mi telefonare Gianni. C'è pure Scioscio 48. Un bacio, Scioscio 48, sua moglie, Bruna. Ciao Scioscio, dagli scoperti che mi stai guardando, ecco qua. Lello e Monica Blandamuro con Basi Cruz, grazie. Un bacio. E allora, io adesso voglio salutare un attimino, io voglio salutare la storia, quelli che hanno fatto la storia della canzone napoletana, perché io ripeto sempre che se non ci stessero loro, se non fosse stata loro la storia, noi non stessimo a raccontarci, va bene? Allora saluto la famiglia Bruni, Sergio Bruni, a tutta la famiglia, grazie per il grande artista che è stato, la storia. Poi voglio salutare la famiglia di mio fratello Mario Trevi, figli, nipoti e tutti, a tutta la mia famiglia, alla famiglia di Mario Merola, alla famiglia di Mario Abbate, Giulietta Sacco, Mirna Doris, Toni Bruni, Toni Astarita, e ancora altri, Peppino Brio e qualcuno che Aurelio Fierro, Nunzio Gallo, a tutti coloro che hanno creato un impero della musica napoletana e noi chiaramente siamo i loro ciceroni, portiamo avanti la musica napoletana. Io dico noi, nel senso parlo di me e gli altri che si ritengono che vogliono raccontare la musica napoletana. Anna Maria Patorno, un saluto all'Eros Music da Palermo di Luca Basilio. Ciao ragazzi, ciao. Aspetta, ti ha scritto Scioscio 48? Che ha scritto Scioscio 48? Scioscio, anche un saluto alla storia di Napoli. Scioscio 48, Scioscio, un bacio. tanto di Come cappello, dice Scioscio. come dice lui? No, lui dice chi va male, a Franco Moreno sa da vivere un bicchiere di veleno, ma ti voglio bene. E allora, poi Scioscio qualche sera viene a cena da me e facciamo le dirette con il mio telefonino. Ragazzi, stiamo a 600 e stiamo a 189.000 persone che ci stanno guardando. Giovanna Lastra, Deborah De Rosa, Deborah stai guardando, vedi in diretta, condividi, Vincenzo Calabrese, Antonio Cirillo, Rita Simone, Domenico Sferazzo, Massimo Patrizia Napoletano, Francesco Toscano, un bacio, Andrea Corrao, Antonio Perfetto, Raffaele Merano, Giovanni Giglio e poi chiaramente io devo andare avanti perché lascio i saluti. Yolanda Cannata, ciao Yolanda. Un bacio. Siamo pronti? Sì, vai. Allora, questo è per tutta la famiglia Cannata. Signori, adesso siamo arrivati un attimo, mi dovete dare 30 secondi perché noi siamo una radio commerciale, per cui ci manteniamo con gli sponsor ufficiali. Antonietta De Catta, grazie per le stelletelle. Per favore, aiutatemi. Chiamate Gianni Sacco, Anna Russani, Mimmo Taurino, Lino Tossi, mi chiamate a Giovanni Sacco, gli dite che sto in diretta. Non mandate messaggi. Gianni, sto in diretta. Rosario Palombo, grazie, un bacio. Enzo Di Paola, Alessandro Spinelli, Nunzia Iengo. Allora,
Ragazzi, stiamo a 600 e stiamo a 191.000 persone che ci stanno visualizzando. Nunza d'autunno. Allora, siamo pronti? Siamo pronti per la famiglia Cannata. Allora, noi ci prendiamo giusto, è un minuto, Un minuto. contate fino a 60 secondi e vedete la regia che cosa ci ha preparato. Siamo pronti? Prego, la pubblicità. Che bello, è arrivata l'estate, finalmente. E allora ci servono sedie, a sdraio, poltrone, tavoli, di bambù, in PVC, in resine, quello che vi serve. Tutta Palermo, portatevi in via Regione Siciliana, rotonda via Orito, 4833, da Piero Cannata e figli. Per informazione potete chiamare al 327 6570 445. Ragazzi, prezzi sbalorditivi, sconti al 100%. Una bella piscina nel tuo giardino? Allora vai in viale Regione Siciliana, rotonda via Orito, 4833, Piero Cannata e figli. Il telefono 327 6570 445. Benvenuta estate. Oh no, Piero Cannata, mi mandi un messaggio e mi fai sapere la regia se ha montato bene questo spottino pubblicitario. Per favore, aiutatemi. Qualcuno? Chiamate Gianni Sac, ditegli che sto in diretta, aiutatemi. Salvatore. Gianni, sto in diretta. Solo Salvatore ci può aiutare. E non lo so se c'è il numero già, Salvatore Architrago, Un mio saluto. nipote, la regia, mi sono scusate proprio. Mimmo Bonocore. Per favore, qualche amico che c'è il numero di Gianni Sacco, chiamatelo, ditegli che lo chiamo dopo perché sto in diretta. Allora, poi mandiamo un saluto pure agli altri due sponsor ufficiali. Polleria Anime e Pollo in via Signorelli, a Rete Santo Vito, come dice Giuliano. Ci sta un girarrosto a legna, patate, il pollo, cosciotti, eccetera, che è mio figlio. E poi a Bascia Ascesa, via Oasi Sacrocuore, ci sta un'altra Anime e Pollo 2. Portatevi da loro. A chi è? Dici che non l'hanno ascoltato bene la pubblicità la famiglia Cannata? Vero? sì, allora No, lo Gianni mettiamo. Sacco. E per favore, chiamate Gianni Sacco. Non lo so se lo sa o sta scherzando, non lo so. Non l'hanno ascoltata bene? No. Ah, la vogliono risentire. Forse la vogliono risentire. E Dopo. mettiamola, facciamolo Mettiamola bene. di nuovo. Ma però mi devi dire la verità se la vuoi ascoltare di nuovo perché non l'hai ascoltata bene. Non varò fubo siciliano. Se Hai la capito? faccio ti taglio. Se no la schifia finisce. Ok? Non farò fubo, Piero Cannata. Ragazzi, andate a via Regione Siciliana, trovate della roba Troppo importante. lontano, Franco, più lontano. Vai, vediamo. Che bello, è arrivata l'estate, Vi posso chiedere un favore, ma è possibile qualche Mimmo Taurino, se stai in ascolto, puoi chiamare Gianni Sacco? Perché Gianni mi sta bombardando i telefonati. Aspetta un minuto. Gianni, per favore, sto in diretta. Allora, grazie a Umberto Maria Pietosi, grazie per le stelletelle. Gianni Sacco stasera ha pigliato proprio la capata con me. Chiamate Gianni Sacco, ditegli che sto in diretta, per favore, aiutatemi. Un bacio a Francesco Toscano. Ci sei? Aspetta perché sei bloccato il telefono. È perché l'hai messa avanti. No, vieni qua, me la vedo io, vieni Ok. qua. Allora, fai così. quello che vi serve. Tutta Palermo, portatevi in via Regione Siciliana, rotonda via Orito, 4833, da Piero Cannata e figli. Per informazione potete chiamare al 327 6570 445. Ragazzi, prezzi sbalorditivi, sconti al 100%. Una bella piscina nel tuo giardino? Allora vai in viale Regione Siciliana, rotonda via Orito, 4833, Piero Cannata e figli. Ok. Poi te la faccio sentire meglio, Piero. Allora. Io adesso vorrei passare velocemente con un'altra bella canzone. Questa canzone non si sente più nulla. Ah, perché è arrivata la telefonata. Perché è arrivata la telefonata. Ora la capito. rimettiamo comunque. Ragazzi, fatemi sapere se mi sentite oppure è singolare la cosa, perché arrivando la telefonata mi pare che scende il volume della diretta. Gianni Sac e chi ci tiene stasera?
Rosario Palumbo, Rosa, chiamala Gianni Sacca, aiutami, lo sa. Allora, ragazzi, mi sentite bene? Mi mandate un messaggio per farmi sentire se l'ascolto è buono? Si sente Si male. sente male, come mai? Ma la pubblicità o quello che dico io, sia a posto. Geppina Maraschi, Betty Mistretta, sia a posto, mi dice. A posto, sì. Geppina Maraschi dice ok, si sente benissimo, a posto. Ok. Ok, no, perché è singolare la cosa. Noi adesso siamo pronti con un'altra bella canzone che fa parte sempre del 1993 e la canzone si intitola Amiche per la pelle. Ascoltatela tutti, Questa tutti. te la dedico a te, Cetti. Patuzzo, un bacio, amica mia. Ciao, si sente bene, dice Stefano Patricolo, vai. Prego regia, vai. Alessio Manzo, Virginio Cascino. Buon ascolto. Rosario Bruno, un bacio. Se sono conosciuta Redo Bank, se prestavano rossette, rindo bagna terza B. Hanno un sorriso sempre pronto, e Lucia solo in fronte. Piero, tutti mi dicono che si sente bene, sarà un problema del tuo telefonino, Piero. Sono innamorate, e non sa che cose sono cagnate. Due diverse strade hanno pigliate, e non si sono viste più. Ragazzi, condividete, siamo a 231.000. Luigi di Salvatore, grazie per le stelle. E Lucia ha lasciato innamorate, l'angosciate insieme a nate, in oscura svasa. E si sono incontrate un'altra volta, come i vecchi tempi della scuola. Stanno nascendo insieme sotto racce, come tanto tempo fa. Un bacio pure a Enzo Marigliano. Amiche per la pelle, che non è che stelle, se tengono in tuo sangue. Condividete, stasera è bellissima sta Amiche diretta. per la pelle, non tengono segreti, se parlano con l'occhio, se non si può parlare. Piero Cagnata, mi dice Salvatore che non chiama? Carmine De Nofrio, grazie per le stelle. E voglio restare sempre amiche per la pelle, senza s'appiccicare. Un bacio a Antonio Zaccara, Lucia Leon Hanno Romito. la stessa taglia di Lucia e si prestano i vestiti come tanto tempo fa. Mario Cantone, un bacio alla famiglia Cantone, la più bella famiglia del mondo. Edoardo, Fanno tutto per fermare di Mondragone. e sono ritornato a Ioncello. Un bacio allo Zeni di Palermo. Ieri sono più belle, oggi sono più femmine in tuo cuore, mo si sanno innamorare. Amiche per la pelle, che non è che stelle, se tengono in tuo sangue, non ne divide niente. Amiche per la pelle, non Un bacio a Brancaccio, Palermo. si parla Franco con Vigili. l'occhio, se non si può parlare. Grazie per le stelle. Bella pazziava la fermamma, che la cucinella mangiava a 10 anni, e quando resta sempre Un bacio amica per Germano la e Catania. pelle, senza s'appiccicare. Un bacio al villaggio Santa Rosalia di Palermo. Un bacio a tutti, Palermo, Catania, Messina, Agrigento, tutta la Sicilia, un bacio. E un bacio a tutta l'Italia e saluto anche a Merito, il mio paese natale, e a tutti quelli che amano la mia musica. Allora ragazzi, adesso preparatevi perché vi faccio sentire una canzone che è fenomenale e questa qui non me ne vogliano gli uomini, perché tutti gli uomini ogni volta che canto questa canzone ci muoiono, ma potevo fare fatte tu, hai fatto un guai rues. Allora Francesco Accardi da Catania, buonasera maestro, non ci sono parole per dire emozioni che provi ascoltando le tue, grazie. Rosanna Di Maio, Franci, inseparabili, wow. Un bacio, mia cugina, cara Francesca. Inseparabili. Sì, Vincenzo, un bacio. Ciao Vincenzo.